Estate 2014, l'estate più calda, più turbolenta per Jesolo. Mai come quest'anno il problema del commercio abusivo è esploso diventando un caso nazionale. L'amministrazione ha spinto sul pedale del contrasto con azioni mirate in spiagge e maxi sequestri di merce. Azioni che hanno avuto anche conseguenze fisiche per gli agenti di polizia e che hanno visto residenti e turisti prendere posizioni diverse. Di fronte a questa situazione il Comune ha scelto la via del sondaggio di opinione, 600 il campione di intervistati divisi equamente tra residenti e turisti. Alla domanda su come percepiscono il fenomeno, il campione si divide pressoché equamente tra chi lo disturba, 49,8%, e chi invece è indifferente, il 34,4%. Tra i più preoccupati i residenti. Disturbano i bagnanti e poi lavorano sull'illegalità, non è una cosa giusta. Per noi che paghiamo le tasse, che dobbiamo pagare i nostri tributi e tutto quanto. Decisamente il fenomeno si sta allargando a macchia d'olio e sta creando non solo un problema commerciale, fiscale, tutto quello che ci va dietro, compreso il danno che creano chiaramente, ma anche un problema sociale, un problema di degrado e di schiavismo. Emblematico è stato poi il caso dei venditori abusivi rifugiatisi in mare per scampare all'identificazione della polizia municipale e al sequestro della merce. In quell'occasione e anche in altre furono diversi i turisti a solidarizzare con gli immigrati, solidarietà che ha lasciato l'amaro in bocca il comandante della polizia municipale. Quello che più mi dispiace è la solidarietà dei turisti che si scagliano contro le forze dell'ordine per ostacolare il nostro lavoro. Sulla solidarietà espressa nel sondaggio l'indicazione è chiara: 4 su 10 non hanno gradito il sostegno dato ai Bucumprà in fuga. La maggioranza degli intervistati poi, il 77%, si è detta d'accordo con l'azione di contrasto al commercio abusivo fatta dalla polizia locale, il 78% inoltre è convinto che i controlli non danneggino affatto il turismo nella località balneare. Sulle azioni di contrasto il campione si articola, anche se il 41,7% crede in una maggiore presenza della polizia locale sul territorio, il 26,6% sui presidi notturni delle forze dell'ordine e infine un buon 15% vorrebbe dei controlli alle vie d'accesso a Jesolo.